Antonello Cuccu, Ilisso Edizioni. La presentazione di stasera qui alla Fiera del Libro di Macomer puntava a presentare il libro Isso e Issa, un volume che raccoglie 30 anni del mio lavoro incentrato sul tema lui-lei, che è anche uno dei temi più frequentati dalla cultura sia popolare soprattutto, sia artistica sarda, da Nivola a Maria Lai. Si tratta di visualizzare attraverso le pagine del volume l'unico tema di lui e lei, reso in chiave geometrica, essendo la geometria un linguaggio simbolico e forse il linguaggio simbolico per eccellenza. Il volume narra anche racconta della collaborazione con gli artigiani, per esempio lui e lei, tradotti in trottole scultura dai ceramisti di Bitti, oppure il Monte di Gonare, questa scultura si chiama Rosa, che appunto ha una simbologia piramidale, quindi colei che contiene la vita al suo interno, realizzata dai ceramisti di Oristano, la Bottega Manis, oppure ancora è curioso poter vedere le Demoiselles de Mamoiada, raffigurazioni femminili che ironizzano su questi abiti completamente chiusi delle nostre donne, soprattutto però di Osilo o Ittiri. Infatti di Ittiri questa gonna femminile. L'arte contemporanea in Sardegna è viva così come da tutte le altre parti, che probabilmente l'arte contemporanea oggi non ricercabile più attraverso il lavoro dei soli artisti visivi, è da ricercare in tante altre situazioni di ricerca, in un momento dove si è molto confusi, in un momento in cui proprio essendo l'arte qualcosa di superfluo e la società oggi ha bisogno di risposte più concrete sul lavoro e sulla quotidianità, quindi l'arte contemporanea chiamata a dare delle risposte non ne ha nessuna.